Il migliore in campo è stato lui questa sera, Daniele Feverati, tiene a galla il Padova con delle parate davvero strepitose. Complimenti, però ecco, questa tua avventura qui al Padova, già un'altra volta ti abbiamo visto qui in casa, insomma un giovane dal futuro sicuro. Speriamo, grazie mille per i complimenti, però non ho fatto nulla per ora, adesso è la seconda partita, speriamo di giocare un po' di più, però non mi lamento, il gruppo è buono, se non fosse stato buono sarei già andato via per il poco minutaggio, anzi, quindi ringrazio veramente tanto la squadra che mi supporta e anche i portieri che mi danno una mano. Beh, questa sera è una prestazione da veterano, interventi risolutori, hai mantenuto a galla il Padova. Diciamo che sarà stato un aiuto da qualche parte che mi ha proprio dato la forza di fare certe cose. Senti, tu sei un giovanissimo, ti sei buttato sul calcio a 5, potresti far bene anche nel calcio a 11. Ho giocato a calcio a 11 fino all'anno scorso, però mi trovo bene qua. Soffrivo il freddo, quindi certe volte non davo il meglio. Invece qua è un bell'ambiente, si gioca bene, poi guarda, ti posso dire, mi diverto un po' di più. Senti, si riapre anche il discorso playoff grazie a questo pareggio. Noi adesso andiamo avanti a testa bassa, chi arriva arriva, non guardiamo più il nome di nessuna squadra, ormai mancano 2 partite e proviamo a fare tutti i 6 punti. E Feverati in campo. Speriamo, non lo so, deciderà il mister. Per me, con le prestazioni come quelle di stasera, speriamo di farle sempre. Volevo ringraziare allora la squadra ovviamente, poi la mia famiglia che comunque mi è sempre attorno e anche dei cari miei amici come Marco Poggio. Grazie mille.